Nessun nuovo caso di Covid si è registrato ieri nella nostra provincia, ferma ancora a 125 positivi su 113 nuovi tamponi effettuati che, sommati a quelli precedenti, fanno 4.898 controlli eseguiti. I dati sono stabili, come quelli di ieri: 8 ricoverati in ospedale, 2 dimessi da strutture esterne, 24 quelli posti in quarantena, 78 i soggetti guariti, 13 deceduti. In Sicilia invece i nuovi tamponi effettuati sono 1.693 e risultano 14 positivi, mentre quelli attuali scendono di un'unità e vanno a 2.201. I ricoveri scendono di 9 unità, sono 384 in terapia intensiva, meno 1 per un totale di 25 persone, aumentano di 8 quelli posti in quarantena domiciliare, portandosi a un complessivo di 1.817 persone. Aumentano i soggetti guariti di 12 unità, portandosi a 830, mentre i decessi aumentano di 3 unità, andando a 250 persone. I tamponi in totale effettuati in Sicilia fino a ieri sono 92.999. Nelle province siciliane Agrigento è sempre stabile con 69 casi, quindi nessun nuovo caso. In aumento ancora è sempre Catania, una provincia con 6 nuovi contagi, e risulta essere sempre al primo posto, dovuto ai nuovi casi registrati presso la casa di cura di Caltagirone, sequestrata dai carabinieri su disposizioni della procura, che attualmente sta svolgendo indagini per omicidio colposo per via dei 13 decessi registrati e dei 41 contagiati. Mentre nelle altre province la situazione di massima è stabile o addirittura in diminuzione. Messina registra meno 3 casi, i contagi vanno a 370, Enna a meno 2 e va a 292, Palermo stabile con 397, così anche Trapani con 92, Caltanissetta diminuisce di 2 unità e si porta a 125, Ragusa stabile a 54, Siracusa ferma a 111. Intanto, sempre in tema di Covid-19, arriva l'appello al governo regionale per attivare un progetto di sperimentazione della plasmaterapia in Sicilia per curare i pazienti affetti da Covid-19. È il contenuto infatti di una mozione inviata dal gruppo parlamentare Ora Sicilia al governo regionale. La terapia, che si basa sull'infusione del plasma iperimmune ricavato dai pazienti guariti, dichiarano i deputati Genovese, Lantieri e Gennuso, ha già fatto registrare decine di guarigioni negli ospedali di Mantova e Pavia, dove la plasmaterapia è stata adottata in via sperimentale. Un processo terapeutico che pare contraddistinguersi non solo per i livelli di efficacia, ma anche per i costi molto contenuti e per la sostanziale assenza di effetti collaterali, tutti elementi questi che sono stati di recente evidenziati dalla prestigiosa rivista Nature. In Umbria e in Puglia, sottolineano il genovese Lantieri Gennuso, a breve verranno avviati gli iter necessari per la sperimentazione di questa risorsa terapeutica molto promettente, che potrebbe rilevarsi decisiva nel contrasto alla crisi epidemiologica innescata dalla diffusione del Covid-19. La Sicilia non può e non deve farsi trovare impreparata su questo importante fronte, dopo aver dimostrato, come certificano i dati sul contagio, di avere messo in campo misure vincenti per il contrasto al coronavirus. Siamo convinti, concludono i deputati, che il governo Musumeci, in particolare l'assessore alla sanità Ruggero Razza, accoglieranno con favore l'indicazione di Ora Sicilia.